È arrivato giugno, questa è Radio Chef, siamo insomma nell'orario per andare a mangiare oppure per rilassarsi, ma è anche l'orario e la voglia di andare al mare, di mettersi i piedi nella sabbia o tra le rocce, insomma di rilassarsi un po'. E quindi insomma, navighiamo verso Lignano, tra cui tra parentesi abbiamo aperto appena proprio l'FM, la frequenza, e poi abbiamo Grado, l'Isola del Sole, insomma dove possiamo parlare di gastronomia, di pesce e infatti per parlare di pesce noi ci spostiamo ai supermercati Bosco dove potete trovare veramente di tutto in diversi scaffali, logicamente la parte pesce, surgelato, dove trovate tutto quello che vi piace di più, dove potete tenerlo lì bello insomma fresco, preparato per preparare poi quando avete finito il mare e andare a casa senza nessuna pressione, e quindi potete anche scegliere le parti della cantina senza la Vitovska del Carso oppure i vini Friulano, insomma bello fresco, dove potete insomma trovare di tutto e anche di più, e potete anche incuriosire, andare a trovare anche sul sito web tutti i punti vendita, li trovate veramente ovunque qui a Trieste. Ma passiamo proprio di insomma supermercati Bosco, non è solo questo, ma c'è anche la parte verdura, la parte frutta, insomma che adesso in questo momento dell'estate serve anche un po', sapete, invece di bere solo acqua si può bere, mangiare un frutto, mangiare qualcosa di fresco, portarselo dietro, insomma fa sempre bene. Poi ci sono i banchi di salumi, di formaggi, chilometri zero, insomma ci sono offerte di tutto e di più. Ma passiamo alla ricetta del giorno. Avevo parlato prima proprio di pesce, l'insalata di seppie alla gardese. Qui, cari miei, io devo leggere perché non lo so, non so nulla di ricetta, però sono molto bravo a così a leggervela. Per la nostra ricetta del giorno vi porto idealmente tra i casoni della laguna di Grado. Infatti abbiamo parlato prima con una ricetta freschissima, leggera e perfetta da preparare in anticipo. Insalata di seppioline dell'Adriatico con sedano croccante e profumo di limone. Ingredienti per 4 persone: 800 g di seppioline freschissime, pulite dal banco peschiera di Bosco, quindi mi raccomando, non avete anche quello sforzo, 2 coste di sedano bianco, preferibilmente il cuore più tenero, il succo e la scorza grattugiata di un limone biologico, un bel ciuffo di prezzemolo fresco, olio extravergine d'oliva, sale, pepe nero e poi insomma in grani. Procedimento, e beh, questa è la parte che a me piace tantissimo, a gustare, per il resto non sono capace. La cottura: portate a ebollizione una pentola d'acqua leggermente salata, potete aggiungere una foglia d'alloro per profumarla, tuffate le seppioline pulite e lasciatele cuocere per circa 15-20 minuti. Il segreto per averle tenerissime? Lasciatele raffreddare completamente nella loro acqua di cottura. Queste sono le chicche. Seconda, il taglio. Una volta fredde, scolate le seppie e tagliate a striscioline sottili o a metà se ne sono molto piccole. Prendete il sedano, tagliatelo a rotelle finissime per dare una nota super croccante. Il condimento, invece, in una ciotola capiente unite le seppie e il sedano, condite generosamente, senza mai troppo esagerare, con un'emulsione di olio evo, succo di limone, un pizzico di sale e una macinata di pepe fresco. Il tocco finale? Completare con una pioggia di prezzemolo tritato fresco e la scorza di limone grattugiata. Lasciatele riposare in frigorifero per un'ora prima di servire. Un piatto fresco che profuma di vacanza e che non vi farà rimpiangere i fornelli. Quindi mi raccomando, super consiglio della nostra Barbara Perna. Tecnica invece andiamo un po', passiamo perché dobbiamo un po', logicamente parlando di cucina, andiamo in cucina per pulire per esempio alla perfezione le seppioline, soprattutto per tagliare il sedano così sottile che sembra un velo, che sembra anche facile, serve un alleato insostituibile. E che abbiamo? Abbiamo a filotensili Natisone, a leproso di Premariacco, una lama non affilata, insomma, schiaccia il sedano facendoli perdere l'acqua e la croccantezza. Andate su affilotensili.com e lì trovate tutte le informazioni, tutto quello che vi serve per avere il vostro, proprio la vostra lama super affilata e sempre super, insomma, di qualità. Ma invece dove impiattare questa meraviglia? Beh, il Cooking Surface di Francesco Marmi, lavorare il pesce fresco e condirlo con il limone direttamente su un piano di marmo naturale Chimerble. È una comodità assoluta, cioè voi provate a immaginare, avete il piano cottura che non si vede. Potete mettervi lì a tagliare, fare quello che volete, poi mettere la pentola sopra e magicamente, pum, comincia a bollire perché il piano è tutto nascosto e non si vede niente, è proprio il piano pulito, bello. Insomma, lavorare il pesce senza problemi, grazie al sistema di induzione proprio invisibile, cucina diventa un gesto puro di design e pulizia immediata. Correte subito a scoprire il piano cottura perfetto da voi a Casarsa della Delizia. E poi dopo una giornata passata a goderci il sole di grado,
o di Lignano, insomma in questo caso. La sera amiamo rinfrescarci, guardare le nostre montagne, che sapete che noi siamo, quando guidate, vedete le punte montagne, anche Siri dice va bene, ok. Vedete le montagne, allora si va verso Sappada dove gli alimentari, i Cardis, vi aspettano i formaggi saporiti, lo speck perfetto per i vostri spuntini estivi. E se il vostro viaggio prosegue verso le Dolomiti, beh, allora potete anche una sosta golosa, pasticceria Gadina di Cortina d'Ampezzo, dove potete, insomma, lì fate proprio pancia mia, fatica panna, ma prima di lasciare spazio alle nostre montagne, ecco la nostra ricetta cosmetica naturale, ottima per una giornata, insomma, rigenerante della pelle, renderla luminosissima. La ricetta: mescolare 3 cucchiai di sale marino fino, ottimo drenante, 2 cucchiai di olio d'oliva idratante e un succo di mezzo limone. Massaggiare delicatamente sotto la doccia sulle gambe e sulle braccia con movimenti circolari, poi risciacquate con l'acqua tiepida, eliminerà le cellule morte e la vostra pelle sarà vellutata e pronta per la bronzatura perfetta. Insomma, siete perfetti. Ma la nostra rotta oggi termina a Camporosso perché la montagna custodisce segreti capaci di rigenerarci dopo una giornata di sole. Per chiudere in bellezza, lascio subito la parola all'intervista speciale. Diamo il benvenuto alla nostra benvenuta di David, che ci racconterà tutte le delizie, le storie, i sapori delle proposte gastronomiche. A te la linea, benvenuta e buon mare a tutti da Radio Chef Igor da Milano. Vi saluto per la prossima puntata. Ciao! Via, bene, siete arrivati di nuovo al David assieme a me, quindi oggi vi racconterò ancora una volta, però è sempre diversa, dei nostri dolci. Iniziamo da uno nuovo, che abbiamo un esperimento che in realtà abbiamo pensato in maniera un po' comune, nel senso che abbiamo pensato di fare un dolce che avesse delle spezie all'interno della pasta Pian di Spagna, ed è buonissimo perché si chiama mousse di carote, la base è le carote, però ci sono un sacco di spezie, piace agli adulti. Poi abbiamo la torta tiramisù, con un pochino di tiramisù senza alcol, e questa invece è la panna e pesche, è senza lattosio, quindi è fatta tutta con prodotti vegetali ed è, nonostante questo, noi non lo diciamo che è senza lattosio se uno non lo chiede. E poi abbiamo anche queste qua, il caffè e la panna al cioccolato, che però conoscete già, e invece nuova è la mousse al cioccolato, è praticamente solo una mousse con pochissimo pan di Spagna. Anche questa, pur essendo così cioccolatosa, in realtà non è troppo dolce, è molto particolare. E poi abbiamo il solito yogurt, che noi ci mettiamo poi il muesli con i frutti di bosco, è un prodotto che piace anche per merenda, quindi ha un giro tutto il giorno. E poi il nostro gelato con i mirtilli freschi, che è una cosa che ormai fa parte della nostra identità e anche volendo cambiare frutta, la gente chiede per favore con i mirtilli. Quindi il gelato c'è anche col caffè, c'è poi anche col caramello salato, con le amarene, tanti tipi, però quello con i mirtilli dovete proprio venire a provarlo quando passate a Tarvisio, perché noi vi aspettiamo. E anche se il piazzale davanti a noi sembra completamente pieno d'auto, in realtà noi posto dentro ce l'abbiamo, abbiamo 200 posti nuovi, e quindi fermatevi pure senza paura, vi serviremo molto velocemente.